Siamo quindi all'ultimo show della nostra prima giornata di Cavalli. Siamo nello padiglione dove ci sono gli stand, compreso quello, se lo vediamo in alto, è il padiglione dove c'è la federazione della FISE, lo stand della federazione nazionale, ma noi adesso andiamo a raggiungere lo stand della FISE Veneto, ma vorremmo far vedere un attimo, Alessandro, se mi segui, facciamo vedere, si sta preparando con Cavallaro, questo è il cavallo, di Anna Cavallaro, questa grandissima campionessa del volteggio non solo veneto, non solo italiano, ma europeo e mondiale, con il suo conduttore. Ricordiamo che quello è uno sport, il volteggio, dove si gareggia in tre. Chi sta sopra il cavallo? Il cavallo. Cavallaro! No, in diretta. Buonasera, come sta? Tutto bene, grazie. È una piccola marziana questa. No, è la tuta del lupo, perché oggi presenterò il tema del lupo. Vogliamo presentare, io non mi ricordo, Vettori? Vidoni Nelson. Ecco, chiedo scusa, non ricordavo il nome. Vidoni Nelson, longiere e allenatore della scuola della Fenice. E poi il terzo componente della squadra, che si chiama? E poi c'è Monaco Friends, che ci ha accompagnato in grandi eventi e anche ai World Equestrian Games, e ha girato il mondo con noi e adesso farà appunto questa esibizione all'Arena Fise. Allora, io se non ricordo male ci eravamo visti a Portogruaro, che non è proprio in salute perfetta. Sì, adesso sto rientrando appunto da un infortunio avvenuto appunto ai VEG, e a dicembre, se tutto va bene, rientrerò in gara. A dicembre. Ma oggi sale a cavallo? Certo. Oggi è appunto un allenamento in preparazione di Salisburgo. Tra quanti minuti sali? Con countdown? Countdown? 5 minuti. Sì, noi siamo in diretta dallo stadio, noi vorremmo cercare di vederti. Non lo so, quanto ci mette lei per salire a cavallo? Allora facciamo così, salgo per prima, quindi tempo di scaldare il cavallo e salgo. Appunto, questo chiedevo, quanto ci vuole circa? Per 5 minuti. 5 minuti. Sì. D'accordo, allora cercheremo di tenere d'occhio, per noi siamo lì di fronte, cerchiamo di tenere d'occhio di fronte e poi di mandare le telecamere di FISE Veneto, di Rai TV, a vedere Anna Cavallaro, questa grandissima campionessa che ha vinto quanti campionati italiani? 11? Una robetta proprio. Poi cosa aggiungiamo? 3 Coppe del Mondo. Proprio della serie, non lo sapevano fare, vincono. E per gli italiani ancora Quest'anno appunto non ho gareggiato, ci prepariamo per l'anno prossimo. Ecco, mi pareva. Grazie Anna Cavallaro, grazie al suo team. Siamo usciti un attimo dal seminato, ma andiamo nel nostro studio, rientriamo qui nello stand di FISE Veneto con dei grandi cavalieri. Io partirei per motivi di ospitalità con lo straniero, perché la sua nazionalità è? Colombiano. In Italia da quanto? In Italia molti anni, sono arrivato in Italia nel 92. Fai te il conto. Ieri. Allora, il suo nome e cognome si legge Peñalosa, non facciamo errori. Lo dica lei, così almeno siamo sicuri che... No, Peñalosa. È quello con la N col trattino sopra, col cappellino sopra. Ma noi nelle nostre macchine da scrivere non ce l'abbiamo. E quindi... Peccato. È peccato. Muy peccato. Fa esotico. Ma noi scriviamo, quindi voglio fare Peñalosa. Non abbiamo neanche la ciniglia per la C alla francese. GN. E non ce l'abbiamo queste cose. Noi siamo... GN, Peñalosa. Noi siamo basici. L'importante è che sta scritto sempre per primo, poi il resto. Proprio è modesto. Sì. Viva la modesta. Allora, abbiamo qui appunto dei cavalieri di caratura provinciale. Sì, vicino alla Colombia, vicino. Sì. 14.000 chilometri prima. Scherzi a parte, ma come mai dalla Colombia all'Italia? Tra i tanti paesi che potevano essere, cosa l'ha spinta a voler stare in Italia? No, è una lunga storia, perché inizialmente io lavoravo per tanti commercianti in Francia prima di venire in Italia, e poi lì ho conosciuto diverse persone che mi hanno contattato, mi hanno fatto le belle proposte, un bel paese latinoamericano,
Io in Francia sì, stavo bene, però i francesi, il latinoamericano, Roma, sono arrivato a Roma. Roma come stare in Colombia più o meno. È interessante. E questo cap come mai... Hai visto la bandiera colombiana? Che bella. Domandavo appunto Sì, sera. sì, devono prendere, guarda, che bel cap. Va bene. D'accordo, vedete. Italianissimo, italiano, però col microfono viene meglio. Ok. Perché da casa fanno fatica a sentire, lei può parlare forte, ma senza microfono da casa fanno fatica a sentire. E anche se fa così non funziona bene. Allora, italianissimo, abbiamo con noi Roberto Turchetto, che è di... Io sono di Milano, ma adesso vivo in provincia di Padova. Quindi si è trasferito. Provincia di Padova, quindi citiamo anche un po' il territorio, prima ne parlavamo con l'assessore. Provincia di Padova dove? Lozzo Testino. Lotto Testino. Mentre andiamo vicino a Venezia, Esatto. a Marcon, Sì. dico giusto? Sì, perfetto. Con Marco Coana, e con loro due abbiamo due tra le migliori monte per quanto riguarda il salto ostacoli qui in Veneto. E poi abbiamo chi si occupa da un punto di vista tecnico, posso dire così? No, ce l'ha perché vuole rubare il microfono? Io? No, Perché non gliel'hanno dato? Lei non ce l'ha di fianco? Non c'è? Non ha il microfono, cioè, eppure doveva avercelo. Gliel'hanno preso. No, gliel'hanno preso, adesso glielo portano, sì. Poverino, lo so. Chiediamo scusa, grazie mille, c'è una piccola dimenticanza. Gianni Minà inventò la frase il bello della diretta. Esatto. Però si dice così. Allora, che si occupa dal punto di vista tecnico della sicurezza di questi signori. Possiamo dire così? Certamente. Mi occupo della costruzione dei caschi che loro vestono e ovviamente mi occupo anche di altro nel settore dell'equitazione, produco altri, diciamo, particolari staffe. Io faccio staffe e caschi sostanzialmente. Che devo dire che se penso quando facevo salto ostacoli io, le staffe no, c'erano. No, cadevi e rimanevi col piede appeso al cavallo. E il cap, francamente, non è che erano di ferro. lo mettevamo così volentieri, no, insomma, era Non era una moda. non era. Però lui è uno che non cede alla moda. No, non cedo alla moda e ho costruito il casco per come deve essere fatto un casco, che è totalmente diverso da tutti gli altri. Mi sono concentrato soprattutto con la sicurezza e il mio obiettivo come azienda è quello di diventare il casco di riferimento nel mondo a livello di sicurezza, non a livello di estetica. Quello mi interessa, diciamo, secondariamente. Io lo dicevo prima scherzando a lui che caso stranissimo, parliamo di equitazione tra 4 uomini, caso raro, Esatto. perché le tue allieve quante sono ragazzi e ragazze? Percentuale 90% ragazze e 10% ragazzi. Per cui dico, e intanto chiedo scusa, no, non è ancora la Cavallaro, c'è qualcun altro che poi vorremmo vedere quando poi si prepara, perché è uno spettacolo per chi non conosce il volteggio davvero stupendo, è una disciplina che non è così nota, abbiamo cercato di farla conoscere anche in questo anno in cui sto occupando dell'ufficio stampa di FIS Veneto, ma abbiamo l'occasione, appunto, la possibilità poi di farvela vedere dal vivo. Dicevo, purtroppo noi maschietti siamo pochi, però le ragazze quando si parla di cap, è una colori, cosa molto delicata, colori, loro vogliono colori, Swarovski, tutte cose che personalmente come costruttore non boccio. cede. No, non cedo perché sono contro la sicurezza. E quindi... Un casco rosa? No, il casco rosa no. Ci sono alcuni rivestimenti che possono essere dannosi, di Alcantara, tutto quello che impedisce lo scivolamento del casco. La bandiera posta. No, la bandiera niente. Questa è colombiana, attenzione. Questa va veloce. Non incide sulla sicurezza. No, quello no. Questi colori sono Spida. Eccolo, lei che ha tanti anni di esperienza, parlando, e sicuramente caschi, staffe, quando ho cominciato erano molto diverse da quelle di adesso. Sì, no, quando ho incominciato io veramente era un optional, il casco era un optional proprio, cioè tanto è che tu passavi il traguardo e te lo potevi togliere, buttarlo. Sì, io penso che adesso in bicicletta per strada vediamo la gente con il casco. Io quando ero piccolo, mettiti il casco per andare in bicicletta, ma neanche se mi fucilavano. Non neanche a cavallo, devo dire che ultimamente, a parte che è necessarissimo utilizzare come una protezione per la persona, anche agonisticamente ci sono delle leggi che non puoi
Pensavo poi anche le tartarughe che si mettono Come per no? proteggersi. Come no? Ecco, appunto in questi anni che lei ha visto l'evoluzione della sicurezza a cavallo, in che cosa credo che... No, sto tenendo d'occhio per vedere se è Anna che sale, chiedo scusa. In che cosa si potrebbe fare di più? Secondo me il signor qua presente che ha costruito questo casco... Ah, l'ha fatto lui? Sì, sì, sì. Ah, l'ha fatto lui? Sì. Ma chi l'ha fatto io. dipinto? No, devo saperlo. Se è Non uscito- posso dire che l'ho dipinto io, però poi anche no, che non No, sono se quelli. è uscito dalla fabbrica così o se... No, è uscito dalla fabbrica così, Ah, su indicazione di Andres. No, guarda, io non li faccio rosa, e poi gli fa la bandiera. No, li faccio, vabbè. perché No, li fa. È aerodinamica la bandiera colombiana, te l'ho detto. Quella italiana grappa. Quello no, con lui gratta poco. lui ce l'ha italiana la C'è bandiera. l'italiano. Ah, il cap con la bandiera italiana? Certo. Mi pare giusto. Non potevo metterla colombiana. No, veniva. Juana? Io non ho bandiera, ho uno stemma e basta. Ah, uno stemma? Sì, Che cose che... di una sponsorizzazione vabbè, che ho. d'accordo. Però che cosa è che si può fare in quelle che sono gli oggetti legati al mondo dell'equitazione per rendere l'essere a cavallo più sicuro? Dove si potrebbe lavorare ancora di più? Ma questo secondo me lo può spiegare molto bene il signore qua presente, perché secondo me me lo ha spiegato, ha fatto un lavoro a livello sicurezza diverso al 100% di tutti gli altri caschi che conosco io. E quindi, a parte la bellezza, i colori, tutto quello che possiamo dire, a livello sicurezza è un casco molto molto sicuro. Rifaccio la stessa domanda: che cosa si può fare per incentivare e aumentare la sicurezza Ma innanzitutto- di voi che... Mica l'ho chiesto a lei, No, lo chiedevo a lui. a lui, buon, perfetto. Prima Vai. chiedo di interessare. Certo, ha ragione. Io dico sempre che io spero che i nostri ospiti accettino il mio essere stupido, ma non riesco a sentirmi meglio di così, non ce la faccio, anche se mi impegno non ci riesco. Cosa si può fare per essere più sicuri a cavallo? Ma a livello di cap? Di qualunque cosa, di qualunque... Che cos'è che... In cosa vedi che si può lavorare per aumentare la sicurezza? Sicuramente ci vuole un buon insegnamento innanzitutto per andare a cavallo. E dopo E tecnicamente invece? anche tecnicamente. Dove dicevo. si può migliorare? In quale In che senso? oggetto, in quale parte la sella, la staffa, il cap, Vabbè, la sicuramente tartaruga? Dove secondo te? una sella comoda, una sella comfort che ti fa star bene a cavallo sicuramente ti agevola, che una sella invece magari scivolosa o con pochi appoggi. E dopo le staffe sono molto importanti per la stabilità. Ecco, chiedo scusa perché allora abbiamo Anna Cavallaro che è salita, ce l'aveva promesso, chiedo scusa se ti ho interrotto, però ricordiamo appunto 11 campionati italiani vinti, quest'anno appunto reduce infortunio non ha partecipato, torna, ce lo spiegava appunto in gara a dicembre e conta di nuovo di essere in gara per il campionato italiani l'anno prossimo e appunto diceva credo 3 coppe del mondo vinte, quindi una grandissima atleta davvero che fa onore all'equitazione non solo veneta, ripeto, non solo italiana, ma davvero un atleta straordinaria. Non so se faccia ancora un altro esercizio, vorrei trattenermi un attimo su di lei. Stanno, mi sembra, assestando la sella, che vedete è molto diversa da quella che è utilizzata ovviamente per altri sport. Ecco, per esempio, Penelosa, il volteggio che effetto le fa? Il volteggio io lo conoscevo. La vedrei bene, sa? Sì, sì, è vero? Sì, C'è proprio... il fisico, esatto. È vero, Andres, hai ragione. Andres, ma come mai il volteggio non hanno il cap? Beh, tu immagina me con un bel tutù. È vero, il volteggio non hanno il cap. Come mai? Perché non hanno il cap? Lei lo sa che in Colombia, lei sa che l'ultimo campione del mondo, tutto quanto, è un ragazzo colombiano? Il volteggio? Sì? Bene, lo abbiamo detto, non lo sapevo. Eh? Perché non hanno il cap? Secondo me è un buco legislativo, dovrebbero Perché, sicuramente... secondo lei, che lei mi sta fuori, perché nel volteggio non hanno il cap? Adesso io devo trovare la cavallare e chiedergli, perché la cosa effettivamente mi lascia... complesso. No, perché l'osservazione cade a fagiolo
In effetti credo forse è l'unica disciplina dove non Noi c'è siamo sulla sella, siamo seduti, loro sono in piedi su un cavallo. e volano. È ancora più pericoloso giusto. questo. Forse c'è più, In effetti c'è più rischio. non c'è ovunque insomma si usa e quindi non lo so. Cercheremo di scoprirlo, se non stasera, prossimamente. Continuate a seguirci, vi ricordo anche domani gli appuntamenti alle 14, alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18, appuntamenti orari per toccare, come vedete, un po' tutto il mondo del cavallo a 360 gradi. I ragazzi, i giovani, sentono la questione della sicurezza, fanno fatica? Fanno molta fatica. Sentono di più le mamme? No, le mamme sicuro, le mamme e il papà sono fissati, e giustamente anche. E i ragazzi seguono un po' l'andamento della società, quindi cercano più l'estetica, la bellezza, però pian piano sensibilizzandoli sicuramente le cose potrebbero cambiare in meglio. E parlando appunto di sicurezza, Sì. qual è la sensibilità negli anni, com'è cambiata rispetto a questo tema di andare a cavallo? Ma la sicurezza secondo me su certi oggetti tipo il cap e le staffe cambiò secondo me radicalmente, completamente. È Perché? cambiata anche la sensibilità delle persone? Ma sì, perché forse rompersi il cranio contro il mondo, uno dice, oddio, se c'è un pezzo che ti puoi mettere sulla capoccia e non ti fai male, te lo preghi, no? Cioè, è anche logico. No, direi che non fa... Allora per questo sono importanti questi oggetti moderni e sicuri. No, volevo anche in questo senso, nel nostro piccolo, sensibilizzare l'attenzione, perché dove si può, ripeto, se pensate al ciclismo, la bandana di Pantani oggi non sarebbe più Infatti, possibile. non sarebbe possibile. Gustav Teni nello sci che sciava con il cappellino di lana non è più possibile. Pensiamo alla Formula 1 come è cambiata la sicurezza, una volta erano le balle di paglia, adesso ci sono sistemi di protezione molto più importanti. E la stessa cosa credo che sia giusto dire anche nel cavallo. Sì. Andare a cavallo per sfatare un luogo comune è pericoloso. Per parlare con le mamme che a volte dicono no, perché è pericoloso. Allora, dire che non è pericoloso sarebbe dire una bugia. È un sport che comporta dei rischi. Però questi oggetti, questi caschi, delle staffe che produce il signore, riducono questi rischi. Poi sicuramente deve avere a terra una persona capace di guidare gli allievi perché la sicurezza sia al 100%, però già questi oggetti aiutano molto. Com'è nata questa voglia di mettere la sicurezza al primo posto? E non il dio denaro e non... Certo, la domanda ci azzecca per noi. Noi sostanzialmente come azienda veniamo dal motorsport, dal mondo delle corse e ci siamo finiti nel mondo dell'equitazione quasi per sbaglio. Un giorno mi ricordo nel 2004 è venuto un amico e mi ha chiesto mi fai una staffa da equitazione? Noi produciamo materiale sportivo, sistemi frenanti, macchine che corrono a 200 all'ora e con i nostri macchinari io ho disegnato questo oggetto che dopo è diventato quasi un culto. Abbiamo fatto questo... L'ha portato. Lui è che per una staffa non me l'ha portata? Sì, la staffa in realtà me l'hanno sequestrata perché Simpatici. è diventato me la chiedono tutti, Ma me dov'è? l'hanno portata via, non c'è lo più so. non c'è più E la qui staffa. me È la qua. porteresti? Allora, venga pure. No, non lo so, perché mi hanno detto che l'hanno messa da qualche da qualche parte. parte c'era una... Vabbè. No, non ce l'ho, vedi. me l'hanno sequestrata. No, ma anche perché con una soltanto si fa poco. Sì, esatto, Sarebbe meglio averne due di staffe. esatto, con due sì. Per È quanto riguarda... scomparsa. Quindi mi sembra di aver visto la scatoletta prima. Sì, ma non riesco a trovarla. Me Ecco, io l'hanno chiedo scusa, se portata possiamo via. vedere, No, non è solo lì chiedo a dentro. regia, chiedo scusa, le bambine nel volteggio, non so se possiamo mandare la nostra camera mobile verso di guardate che belle le bambine. E per far vedere poi come si avvicina un pubblico di giovanissime e giovanissime a questa disciplina. È bello davvero vederle ripeto, fra loro hanno la fortuna di essere su un cavallo appunto di altissimo livello che in questo caso viene tenuto al passo per non comportare rischi, però la curiosità sul cap rimane. Ma credo che insomma far vedere questi bambini che spesso poi vengono anche dalla danza artistica e incrociano la danza artistica con l'equitazione. Li abbiamo visti anche in una bellissima manifestazione in primavera secondo me a Portogruaro, sono davvero belli da vedere, quindi
grazie ad Alessandro e alla camera mobile che si è spostata nello spazio adiacente per farcele vedere. Torniamo allora a Turchetto. In questo sport qual è il messaggio, parlando proprio di bambini come in questo caso, qual è il messaggio che vogliono dare ai giovani, a chi si approccia all'equitazione, perché ci sia consapevolezza che si può essere sicuri? Intanto è arrivata tra l'altro anche la stampa, poi la vediamo. Qual è il messaggio da dare ai giovanissimi? Sicuramente diciamo, a rivolgersi a personale specializzato e a personale capace di portare avanti dei bambini, specialmente da piccoli. E innanzitutto poi la sicurezza dei cap, delle tartarughe, delle staffe e tutto quello che ci sta intorno. Devo dire che io veramente oggi che vado a cavallo provo invidia per queste staffe, perché è arrivata che Sì. il piede non rimane incastrato. No, non rimane incastrato perché abbiamo utilizzato un oggetto studiato un oggetto abbastanza semplice che però permettesse al cavaliere in caso di bisogno di favorire la fuoriuscita del piede in qualunque occasione in modo molto semplice. Come può vedere è costituito da un arco in poliuretano, vede come funziona? Questo è un oggetto che ha richiesto alcuni anni di studio e di ripensamenti su staffe già preesistenti, cioè le idee vengono sempre fuori da altre idee e poi vengono sviluppate. Quanto è facile o difficile scegliere oggi come oggi una staffa? Mi scusi? No, chiedo a lui, no, scherzo a parte. Quanto è facile o difficile scegliere una staffa? Sicuramente nel mercato in questo momento ci sono molte staffe. Bisognerebbe provarne alcune per vedere dopo il comfort. Io ho provato un altro modello di staffa ancora, mi sono trovato molto bene. Adesso con questo nuovo sistema proveremo anche questo. Non l'hai ancora provato? No, questa ancora no. Da quanto esiste questa? Questa è stata brevettata il 31 agosto. Freschissima. Sì, è fresca, il prodotto è fresco. Provata? A vederla come sembra? Bella, no? Ti piace a te? Io chiedo. No, bella. No, ma sicuramente è una cosa che viene studiata bene. La protezione torna sempre al posto suo, quindi sì, sono d'accordo con Roberto, dobbiamo provarla. Non l'ha ancora provata? Non l'abbiamo ancora provata, però sicuramente viene voglia di provarla. Non l'ho ancora provata, però sicuramente anche esteticamente farà il Conta suo... anche l'estetica, anche nella staffa? Sì, sicuro, anche quello. Conta l'estetica? Sì. Per i ragazzini è così. Conta E l'estetica? Per noi no. Per noi no, per i ragazzini... Per noi per i- l'estetica ormai è un po' passata. Però noi guardiamo più che altro la funzionalità della staffa. Magari per i ragazzini la moda è un po' più... Anche nel cap, anche nella staffa? In tutto. Tutto. In tutto. Anche i colori? Colori, sicuro. Però Ma questa è una staffa abbiamo molto 23 moderna. colori. Qui ha ceduto 23 colori in una staffa. Certo. Ma c'è gialla, blu, rossa. Qui c'è tutto. Per Qui Andrea abbiamo la faranno. ci siamo sbizzarriti. Sicuro. Ma da buoni italiani, insomma, visto il nostro Made in Italy, è ovvio che un occhio di riguardo nei confronti dell'estetica ce l'abbiamo sempre. È un nostro difetto, possiamo dire, no, è un pregio. Ecco. Assolutamente. E parlando in questo senso, ricordiamo che tra l'altro il Veneto è una regione leader nel mondo della produzione di articoli sportivi. Sì. Abbiamo tantissime aziende di altissimo livello, tantissime aziende leader nella produzione, dallo stivale alle staffe, alle selle, quindi questo fa onore davvero al mondo produttivo della regione Veneto, di cui lei è un portabandiera, ma siede tanti altri, e qui veramente c'è una concentrazione di prodotti di altissimo livello per quanto riguarda questo mondo, ed è bello ricordarlo visto che siamo proprio qui in Fiera Cavalli, sì, che è l'appuntamento italiano per il cavallo, ed è importante di ricordare. Venendo da un mondo credo abbastanza diverso come appunto il Sud America, all'Europa, all'Italia, in questo senso siamo un paese all'avanguardia, noi italiani. Sì, senza ombra di dubbio. La moda nasce in Italia e secondo me la ripercussione che tutti questi prodotti, anche legati allo sport, abbiano una situazione in più di altri paesi a livello estetico conta. Allora, grazie mille ai nostri ospiti per averci fatto compagnia in questo ultimo talk show di quest'oggi. Grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito ad essere qui nello stand di FISA Veneto. Magari potremmo ecco, appunto, vedere ancora immagini di questa bellissima disciplina che ci fa piacere presentare e farvi conoscere per chi ancora
non avesse mai avuto occasione di poterla apprezzare, io do la linea a Roberta e poi magari vediamo se riusciamo a risentirci per darvi l'appuntamento domani. Carissimo Fabio, grazie per avermi dato la linea. Io mi trovo al padiglione 6 C8 allo stand Marta Morgan. Eccomi qua che come ogni anno è un rito venire da lei perché glamour e eleganza si incontrano proprio qui allo stand di Marta Morgan. Sentiamo le novità di quest'anno. Intanto ti ringrazio per la presentazione. Quest'anno abbiamo fatto una piccola capsula con delle novità. Un nuovo Marta Morgan nel vero senso della parola, un po' un ritorno alle origini, alla sartoria, a delle creazioni dove la manualità e dove proprio il Made in Italy si sente ed è intrinseco, e quindi abbiamo presentato qualcosa di un po' particolare sia sull'abbigliamento sia sul cavallo, qualcosa di un po' esclusivo. Infatti ho notato tutto questo luccichio che proprio come la moda dei giorni d'oggi, paillette, brillantini dappertutto, anche tu lo riporti nel mondo equestre alla grande. Mi sono fatta un po' influenzare effettivamente, poi ho fatto un po' un mix tra il romanticismo che mi piace molto e qualcosa di un po' più strong che poi magari vi farò vedere più, come si dice, più mascolino, esatto, qualcosa di un po' più è sempre ecopelle, quindi è sempre molto animal friendly, però qualcosa di un po' più forte. Ho dato un occhio io perché sono una curiosona e ho visto che c'è qualcosa di più dark infatti, ma vedrai che le Amazzoni lo gradiranno anche questo. Questo è unito anche, poi abbiamo cercato di mettere più sartoria anche nelle giacche e nei pantaloni, creando dei capi un po' più particolari, proprio questa nuova collezione. Dunque, oltre ad invitare tutti gli amici a passare allo stand di Marta Morgan, ripeto, padiglione 6 C8, possiamo anche dire che tu hai sempre tutte le tue novità sul sito di Marta Morgan e su una pagina Facebook che vedo che è sempre sul pezzo. Sì, non siamo sempre aggiornatissimissimi, ma cercheremo sicuramente di mettere tutte le novità. Accanto a quello che vedete proprio diciamo questa nuova Marta Morgan, poi abbiamo questa nuovissima iniziativa che secondo me è molto interessante soprattutto per i ragazzi giovani, e cioè che acquistando le nostre giacche è possibile sui capi standard riconsegnarcele dopo 6 mesi o dopo un anno, noi le riprendiamo e le rivalutiamo per una nuova giacca. Quindi secondo me per i ragazzi giovani che crescono velocemente o per chi vuole cambiare look ogni anno c'è questa nuova iniziativa. Questo insieme a un sacco di altre novità. Bellissime novità, sempre presente Marta Morgan qui a Verona, ma sempre presente a fianco di Fise Veneto. Ti ringraziamo, ripasso la linea a Fabio e ci vediamo in questi giorni. Grazie Marta. Grazie mille, grazie. Siamo in onda, sì. Chiedo scusa, faccio un'invasione di campo perché mi hanno posto un problema. Parlando di sicurezza, Peñarol ricordava come lui da giovane, ma il cap non gli piaceva usarlo, a fine gara Lollardo si lanciava e poi guardando voi fanno, ma questi che noi siamo seduti, questi saltano, perché non hanno il cap? Perché fin da piccoli insegniamo come cadere, quindi facciamo degli esercizi proprio specifici sui rotolamenti, sulle discese capriole, quindi già dai primi passi cominciano a capire come cadere e anche a salvarsi, diciamo. Come non farsi male come Anna Caolavara. Esatto. No, perché effettivamente è forse è vero che è l'unica disciplina equestre senza cap, o sbaglio? È vero. E anche con le scarpine. Cioè senza stivali? Esatto. Ma quello magari potrebbe essere le leghette. Del cavallo si sentono bene con queste. Il cap te lo sei mai messo in vita tua? Sì, quando monto. Ah, lo usi? Sei disciplinata? Sì, sono brava. Grazie mille, grazie perché ti abbiamo mandato in onda. Grazie mille a voi. Buon rientro in gara, grazie. Allora noi appuntamento domani, primo step alle 14, poi alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18, sempre in diretta qui con questo canale sulla pagina Facebook di Fise Veneto, con Ride TV che realizza questi talk show. Grazie, a domani.